Scatta la nuova normativa per il calcolo dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per gli inquilini dell'Ater sono subito dolori. In via Longhena ad Abano Terme c'è un'intera palazzina Ater, i cui condomini sono sul piede di guerra per gli aumenti che si sono ritrovati a dover pagare nei giorni scorsi. Succede che ci sono un sacco di pensionati, di persone che hanno lo stipendio di 1.400 euro e gli hanno portato l'affitto a 400, 450, 350. Allora, non eravate stati avvertiti di questa No, novità? no. Quando l'avete scoperto? Adesso che ci hanno mandato questa lettera qua, 15, una settimana sarà. Per molti degli inquilini il canone è quasi raddoppiato e i condomini di via Longhena temono di non riuscire a pagare tutte le spese con le pensioni e i pochi soldi che hanno messo da parte in una vita di lavoro. Ci è arrivata questa lettera che dobbiamo pagare 410 euro al mese da 2,60 che pagavamo. Gli inquilini sono disperati e si sono rivolti alla nostra emittente per far sentire la loro voce. Non sappiamo cosa fare, vi abbiamo chiamato apposta. Hanno conteggiato i 10.000 euro di pensione integrativa che abbiamo pagato per 10 anni. Abbiamo girato la segnalazione all'Ater di Padova e ora attendiamo una risposta. Sappiamo però che questa nuova situazione è dovuta all'applicazione della nuova normativa sul calcolo dei canoni, entrata in vigore il 1° giorno di luglio in tutta la regione.